Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde, tutti i martedì sera dalle ore 19:30 alle ore 20:30. Vi ricordo il Sindaco di Padova viene a trovarci per rispondere a tutte le richieste, a tutte le domande che vogliono fare i cittadini in virtù di migliorare la nostra città, e nel caso in cui il Sindaco ovviamente non può conoscere tutto, però si segnala, si informa e vi darà sicuramente una risposta in tempo brevissimo. Chiedo a Dennis, perché non l'ho sentito, se ci sono ancora messaggi in essere, oppure se mi fate un segnale così vado avanti eventualmente con le altre domande che sono inerenti alla trasmissione. Non ho nessun segnale, sono tutti di là, non so nessun segnale. Sono iniziati anche i lavori all'Arcella per la piastra polivalente dedicata al grande giocatore di basket Brian. Il costo dei lavori si gira sui 100.000 euro, dovrebbe essere pronto per primavera. Anche lì è una cosa per valorizzare una parte della città. Sì, l'iniziativa dell'assessore Bonavia assieme ovviamente ai suoi colleghi per quanto riguarda sia Chiara Garlani che Michalizzi è una cosa bella, una piazza polivalente. Noi abbiamo avuto un successo incredibile. Piazza De Gasperi, ogni volta che passo la sera è la strada che faccio per andare a casa. Ma lei quando va a casa gira tutta Padova, perché non ho capito che giro fa? Allungo anche i passaggi perché... va per vedere, ok. A parte che è l'unica strada che faccio per andare a casa, questo Piazzale Boschetti, via Trieste, ma passo anche per via De Gasperi, si vede. Ogni volta che passo in piazza De Gasperi c'è sempre qualcuno che gioca, anche se piove, se piovigina, c'è sempre qualcuno. È una cosa veramente splendida come realizzazione, per cui è cambiata radicalmente la zona sotto tutti gli aspetti. È bello vedere i ragazzi che giocano, è bello vedere che è strutturizzata la piazza, è cambiato completamente il panorama. Prima era un'area di degrado, è una dimostrazione che rioccupando gli spazi col sport, col sociale, con qualsiasi cosa cambia la vita. Certo. Senta Silvio, a proposito di sport, non ho mai sentito una sua dichiarazione per quanto riguarda la gradinata della Piani. L'ha fatta l'assessore Bonavina, l'ha spiegato anche ieri sera nella trasmissione di Tutti in Campo, però non ho mai sentito il suo pensiero, il suo parere su quella gradinata lì che verrà tolta per ritornare allo stadio Piani del 24, del 20, del 24. Vi confesso, sono stato io a farlo, tanto per essere chiari. Perché? Ho chiesto a Bonavina, per cortesia, adesso troviamo risorse, bisogna risolvere un problema. Se è rapido, perché abbiamo già una telefonata. C'è un problema di sicurezza, crollano in pezzi. Se vi ricordate è tutto cintato, in conseguenza non riesce nemmeno a fare pulizia. Infatti spesso volentieri mi dicono, ma come si fa a tollerare una cosa del genere, tutto sporco? A questo punto abbiamo trovato risorse, se non sbaglio 200.000 euro, verrà completamente demolita la curva. Aspetti, non ho finito, verrà messo un terrapieno in maniera tale di rifare più o meno quella che era la curva originale, con dei gradoni di legno, per cui è già previsto dal progetto, per cui è il primo motivo di sicurezza, secondo fa schifo, tanto per essere chiaro, terzo è sempre sporco sotto, quarto riprendiamo a fare i piani come era una volta, per cui significa fare una cosa bella, non una cosa brutta. Assolutamente. L'ha chiarito, siccome non aveva mai rilasciato dichiarazioni in merito, perlomeno nelle nostre trasmissioni. No, ho chiesto io all'assessore Bonavia, per favore, dati da fare per sistemare cosa sta facendo. Quando parla di calcio lei ritorna ogni volta che passo per quella via era veramente orrendo da vedere. Sono d'accordo, sono perfettamente. E poi ogni volta mi dicevano, ecco, è tutto sporco. Per andare a fare pulizia lì bisogna essere autorizzati, la sicurezza, mettere il casco. Abbiamo già parlato, gliel'ho chiesto molte volte, Sindaco. Io penso in 2 o 3 mesi funziona. C'è la telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, con chi parliamo? Mi chiamo Giancarlo. Se alziamo l'audio, chiedo gentilmente alla regia in studio perché non sentiamo nulla, chiedo scusa anche al telespettatore. Mi chiamo Giancarlo. E da dove chiama? Giancarlo. Sì, chiama da dove, che zona di Padova? Al Portello abito. Al Portello, prego Giancarlo, mi sembra aver capito tutto, però l'audio qui non funziona bene, chiedo a Marco se riesce a sistemarmelo in studio. Prego Giancarlo. Posso mettere viva voce? Posso parlare? Parli, prego. Dunque, io volevo dire un po' delle cose al signor Sindaco. Avevo pensato con la mia testolina
visto che devono fare tanti lavorini qua a Padova, con tutti gli extracomunitari che abbiamo qua, di farli lavorare e dargli un impegno a questi ragazzi che si mettono di buona volontà anche loro a fare del meglio per Padova, visto che li abbiamo aiutati tutti quanti, gli stiamo dando una mano a questi ragazzi. E un'altra cosa, per i disabili, io sono disabile, sono diventato, non sono nato, io girare per Padova in carrozzina, le posso dire, vorrei che uno di un partito facesse quello che faccio io per vedere se lui ce la fa, che non è disabile, fare quello che faccio io per muovermi da casa. Ma qual è, perché scusa, marciapiedi senza i scivoli del marciapiede, marciapiedi con biciclette, marciapiedi di tutto. Giancarlo, qual è la maggiore, scusami Giancarlo, mi scusi se la interrompo, qual è la maggiore difficoltà che lei trova nel girare a Padova da disabile? Beh, intanto mi devo sempre spostare sulla strada perché non abbiamo corsie nostre, cioè se giriamo a Padova. Poi mi sono trovato che anche il tram si ferma in quello sostitutivo, si è fermato in una piazzola, mi era stato lì e non c'era neanche il scivolo per andare giù, cioè il gradino che scende, cioè dovevo fare un salto di 30 centimetri, e non si può fare così. Comunque l'importante è che tutti gli extracomunitari, fateli lavorare per pulire questa città, loro di sicuro lo faranno ben volentieri, perché li abbiamo aiutati e state ancora aiutandoli. Dunque non vedo il motivo perché non dare una mano che lavorino anche le strade più pulite, ognuno il suo compito con i supervisori, poi queste cose sarà il sindaco a progettare tutte queste cose, iniziative che secondo me sarebbero utili per la città di Padova, che sarebbe anche la prima a farlo. Grazie, signor Grazie Giancarlo. Sì. Prima la risposta, Sindaco, abbiamo un'altra telefonata così risponde ad entrambe. Pronto? Abbiamo un'altra telefonata così risponde ad entrambi. Pronto, chi abbiamo in linea? Buonasera, da dove chiama? Sì, pronto, buonasera. Come si chiama? Buonasera. 90, Dionisio, e abito alla Stanga. Prego, signor Noventa. A Padova. Prego. Volevo chiedere al sindaco, visto che ho visto in giro dei cartelli no quarta linea inceneritore, visto che la città si sta portando verso la scelta casa per casa senza più avere scariche di materiali in giro, perché portare un'altra linea di inceneritore? Che motivo c'è? Perché fare la selezione allora? Perfetto, le rispondo. Altre domande da fare al sindaco? No, basta, grazie. Perfetto, grazie. Allora la risposta dell'inceneritore, sindaco, è quella degli extracomunitari, se danno un contributo. Mi dispiace per il problema che ha questo signore di prima. Noi ogni anno investiamo delle risorse per evitare problemi disabili. Ovviamente non saranno sufficienti. Veramente il Michalizzi sta seguendo con molta attenzione a questo progetto e se magari mi faccio chiamare, mi dice esattamente i problemi puntuali su qualche zona, ma riusciamo anche a intervenire, che non vuol dire risolvere tutti i problemi di Padova. Ma lui ha detto praticamente vorrebbe gli extracomunitari che daressero una mano per pulire la città. Sono due cose diverse. Uno è per quanto riguarda eventuali gradini o cose, e questa è una cosa per cui magari lo chiamo, mi faccio chiamare, mi dice esattamente dove. Neanche possiamo, seconda parte, neanche possiamo obbligare gli extracomunitari a lavorare. Ci sono molti progetti in cui vengono proprio utilizzati persone extracomunitarie piuttosto che altre persone per lavorare. Neanche possiamo dire prendere gli extracomunitari e dire adesso fai, assolutamente vanno retribuiti, assolutamente. Per cui con le associazioni stiamo cercando di utilizzare al massimo le risorse che abbiamo per far sì dare anche un aiuto a queste persone per far sì che siano sempre coinvolte nella nostra comunità. Per quanto riguarda la Stanga, per quanto riguarda appunto l'inceneritore, ricordo che il Consiglio Comunale ha dato e anche nell'ultimo via, cioè come si chiama, per sì l'inceneritore non siamo favorevoli, siamo contrari, però in questo caso non decidiamo noi, decide la Regione, per cui
stiamo anche cercando di ottenere anche delle, ad esempio il FAS, i famosi liquidi inquinanti, piuttosto che non è stato fatto il piano di rifiuti, piuttosto che nell'inceneritore non è ancora definito, tantissime cose, per cui noi, la nostra opinione come comune non era, come si dice, fondamentale, però abbiamo detto in maniera chiara che non ci interessa, non vogliamo averla. Stanno andando avanti noi i lavori, ci vorrà molto tempo, però sono abbastanza d'accordo, bisogna trovare il sistema di riciclare più rifiuti possibile. Ha avuto un buon successo, è gradito dalla cella 75%, 74%, differenziata, e adesso prossimamente vedremo anche di utilizzare altre risorse per far sì di aumentare le differenziate, per ovviamente bruciare meno possibile. Bene, ovviamente spero che il signor Noventa abbia capito che l'intenzione del Comune è di non fare questo termovaligizzatore, però è un compito della Regione, come tra l'altro l'ospedale, come tante cose che avvengono in città. Va bene, signor Sindaco, io la ringrazio perché siamo in chiusura, abbiamo altri messaggi, li leggeremo ovviamente la settimana prossima, e buon lavoro. Vi ricordo anche che stasera c'è una bellissima trasmissione su Rai 1. Ha fatto proprio una pubblicità la nostra mittente. Parla di Padova, che ci ricordiamo Rai 1, Padova, Alberto Angela. Sarà una trasmissione eccezionale, guardatela. L'ha già vista lei? No, assolutamente. Ho visto altre città, sono bravissimi, per cui la Rai in questo caso qua, devo dire, penso sarà, ovviamente sono stati qua 2 giorni a Padova, ho avuto piacere conoscere Alberto Angela, però sono convinto che sarà una grande trasmissione, per Padova sarà un grande spot per quanto riguarda pubblicitario per la città, sicuramente. Quindi l'appuntamento è guardare questa sera alle 21:30 e 21:25, appena terminato i soliti ignoti, appunto il programma di Alberto Angela, dove parlerà in maniera molto ampia della città di Padova e delle sue bellezze, quindi non perdete. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Noi ci vediamo martedì prossimo con un'altra puntata di Sindaco Risponde, però domani l'appuntamento alle 12:15 con l'informazione TV7 Triveneta e il reporter. Vi aspetto. Buona serata.